Buongiorno a tutti, benvenuti all'Alberghiero di Arria. Oggi vi presento un progetto che si chiama il dolce da viaggio. È un dolce che nella tradizione vuol valorizzare i prodotti del territorio, che vuole essere un dolce molto semplice e soprattutto un dolce senza conservanti. A questo scopo abbiamo fatto un progetto con i ragazzi della quinta biennio e naturalmente con tutte le altre materie che saranno coinvolte, perché il progetto non è solamente fare un dolce, ma è anche capire tutto quello che ci sta attorno al dolce. Abbiamo valorizzato per prima cosa, siamo andati alla ricerca di quelli che sono gli ingredienti del nostro territorio, che con grande stupore sono tantissimi, per cui abbiamo ricercato quelli più indicativi: le noci, le pere, il miele e di conseguenza anche dei prodotti che si possono lavorare vicino alle noci, per cui il nocino. E per ultimo abbiamo anche trovato e riutilizzato ancora lo sciroppo di sambuco, molto in voga negli anni 70-80, e adesso lo riproponiamo per fare la parte finale del nostro prodotto. Da questo poi abbiamo ricercato un prodotto che sia un prodotto morbido, un prodotto che può durare nel tempo e che si possa affiancare su quelli che sono i prodotti dei lievitati. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la ricerca di quello che è anche l'alleggerimento della parte del burro, della parte dei grassi. Siamo riusciti a ridurre di quasi la metà, nell'intero impasto abbiamo solamente il 10% di grassi. Per cui è un prodotto, anche da questo punto di vista, che guarda la moderna tendenza della nutrizione. Oltre a questo abbiamo un altro prodotto che abbiamo lavorato con i ragazzi, che è la pasta di arancia. Abbiamo preso l'arancia, l'abbiamo lavorata e l'abbiamo trasformata rendendola proprio l'aroma. Abbiamo tutti aromi naturali. Cominciamo a fare la preparazione. Il burro deve essere a temperatura ambiente, per cui morbido. Andiamo a aggiungere le due tipologie di burro. Un burro che è il burro normale, questo che sta aggiungendo adesso è un burro chiarificato, si chiama anche burro ghee. Lo abbiamo fatto sciogliere e abbiamo levato tutta l'acqua e anche la parte proteica. Cuocendo un attimino prende anche il gusto della nocciola, per cui dà anche un sentore aromatico. Dopodiché aggiunge zucchero a velo. Lo zucchero a velo, abbiamo scelto lo zucchero a velo a differenza dello zucchero normale, perché lo zucchero a velo quando è in cottura non cristallizza, per cui mi rende l'impasto, una volta che è cotto, molto più morbido e a quello che è proprio al palato. Lo andiamo a lavorare, anche in questo caso abbiamo calcolato tutto il nostro tempo, abbiamo calcolato che ci vogliono 7 minuti a velocità massima per avere proprio il massimo della spuma. Dopodiché Luca integrerà ancora con delle uova. Importantissimo, non ci deve essere uno shock termico tra l'impasto che io vado a fare, perché ho il burro, e le uova. Le uova non andranno mai da frigo, altrimenti lo shock termico fa bloccare fa rassodare il burro e non verrebbe più cremoso. Per cui se casomai avete le uova, vi siete dimenticati di tirarle fuori dal frigo, potete tranquillamente metterle in una bowl di vetro e riscaldarle a bagnomaria, per cui portate la temperatura. Quando sentite che è piacevole al tatto la temperatura, vuol dire che sono a posto, vanno benissimo. Se al tatto risultano un po' troppo fredde non va bene, se invece risultano un po' troppo caldo anche questo non va bene. Deve essere proprio piacevole, la stessa temperatura corporea. Avete visto che si è preparato anche il miele, che verrà aggiunto in un secondo momento, non subito con lo zucchero, perché è uno zucchero invertito. Vuol dire che è uno zucchero che è morbido. E anche in questo caso abbiamo privilegiato, oltre al fatto di essere il miele del Delta che è buonissimo, lo abbiamo privilegiato perché non cristallizza durante la cottura.
Passati 7 minuti andiamo ad incorporare una alla volta le nostre uova e in questo caso aggiungiamo anche il sale. Nei dolci è importantissimo avere il sale perché questo risalta il gusto dello zucchero. È importantissimo sempre mettere il sale nei nostri dolci. Ora Luca farà una alla volta, incorporerà le uova fino a diventare proprio il massimo della spumosità il nostro composto. Una volta che ha ultimato di montare per bene sia le uova che il burro, per cui sono trascorsi 14 minuti da quando abbiamo cominciato il nostro lavoro, il risultato è una crema, sembra quasi panna da come è stato amalgamato bene, molto ma molto soffice. Ora andiamo ad incorporare quello che sono le farine, per cui andiamo a incorporare la farina di noci, vai pure. La farina di noci l'abbiamo fatta mescolando un po' di zucchero con la farina normale che andrebbe a ultimare il nostro dolce. Per cui, perché se io vado a frullare le noci, solo le noci, uscirebbe l'olio e questo andrebbe a rovinare quello che è il mio dolce. Per cui mettendo una parte solida che è lo zucchero e la farina, questo non avviene e abbiamo un buon risultato. Aggiungiamo la farina normale, sempre setacciata, l'abbiamo setacciata in precedenza con un po' di lievito chimico. Una volta che abbiamo fatto la parte solida, andiamo ad incorporare le noci che le abbiamo tritate, la pasta di arancia, che è la parte aromatica, per cui andiamo ad aggiungere le nostre noci. Queste qua sono solide, per cui non precipitano dopo nel nostro impasto. Andiamo ad aggiungere la pasta aromatica dell'arancia, che l'arancia non è della nostra zona, ma in questo caso è quello che fa esplodere il gusto della noce e delle pere in un periodo più lungo. Quando diventa matura, tutti i sapori terziari vengono ancora più esaltati. Una volta che abbiamo incorporato le nostre noci, andiamo ad aggiungere le pere, che sono quelle più morbide, per cui sono quelle che andrebbero a precipitare e le facciamo leggermente proprio mescolate. E per ultimo il nocino. Il nocino ha due funzioni. Oltre a dare il gusto aromatico, ma ha una parte alcolica che evapora a 82 gradi. Questo vuol dire che quasi terminata la cottura, cosa fa? Evapora l'alcol e pulisce un po' quello che è il nostro dolce, lo fa mantenere più a lungo possibile proprio nel tempo. Per cui avete visto che non abbiamo messo nessun prodotto artificiale, sono tutti prodotti naturali. Una volta che abbiamo ottenuto il nostro impasto, lo andiamo a mettere su un contenitore. Abbiamo usato un contenitore in carta per avere anche la sostenibilità, per cui cerchiamo anche di avere un riguardo per quello che è anche la piccola attrezzatura. Sotto nel fondo, per cui prendo il mio contenitore di plum cake normale in carta, vado ad aggiungere un crumble di noci. Il crumble è una preparazione molto ma molto semplice: noci, zucchero, burro, farina, basta, non c'è altro. È una frolla senza uova. Lo vado a inserire nel fondo del mio stampo. Questo lo facciamo per due motivi. Il primo motivo è uno estetico una volta che andremo a tirarlo fuori.
Il secondo motivo invece è quello che assorbe l'umidità durante la cottura, assorbe l'umidità, viene trattenuta dal crumble, per cui quando io dopo andrò a mangiarlo, soprattutto a portarlo in viaggio, questo qua mi dà sempre una sicurezza perché la parte umida è stata assorbita, per cui è un prodotto asciugato. Le dosi sono da 300 grammi, per cui andiamo a fare la nostra pezzatura da 300 grammi. Come avete visto, Luca non lo posiziona, lo lascia in maniera molto semplice, senza essere lavorato. Viene messo nello stampo perché, avendo il grasso, poi la parte si stende e rimane bello steso e soprattutto rimane morbido. Se io invece vado a compattarlo, la sofficità la vado a levare, per cui non sarebbe più soffice. Una volta che abbiamo messo i nostri dolci nell'apposito contenitore, andiamo ad infornare 170 gradi per 35 minuti. Il nostro dolce è cotto, lo leviamo dal forno facendo attenzione a non scottarsi, andiamo a posizionarsi. Quando è ancora caldo facciamo un'operazione che è quella dell'imbibage, che vuol dire andiamo a bagnare il nostro dolce con lo sciroppo di sambuco. In questo caso, oltre a dare il sapore, dà una patina, una leggera patina che serve appunto per far durare il nostro prodotto più a lungo, oltre che a dare una parte aromatica molto importante. Benissimo, una volta che l'abbiamo fatto così, appena imbevuto, andiamo a guarnire con delle pere sopra, messe in una confusione armonica, per cui va messa all'interno in maniera disarmonica ma bella da vedere, alcune noci, e poi con i ragazzi abbiamo pensato di fare un'altra cosa, di presentare, visto che siamo nel delta e passa il Po, abbiamo con le lingue di gatto stilizzato quello che è la forma del Po per poter dare riconoscibile il nostro dolce. Il nostro dolce è terminato. Avete sempre sentito parlare di dolce, ma questo dolce ha un nome. Essendo un progetto, anche questo fa parte di una discussione che avremo da fare. Per me è il Sweet Mesopotamia, perché la nostra terra è decisamente la Mesopotamia d'Italia, però anche questo sarà studio. Una volta che noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo finito, lo andiamo a posizionare. Anche in questo caso andrebbe ultimato con il packaging. Come sentite, sono tutti quanti step, passaggi che verranno fatti e che saranno proprio per noi studio. Questo dolce è la parte iniziale, avrà un'evoluzione. Una delle evoluzioni che vorremmo fare è quello di avere anche della frutta di accompagnamento. Questa frutta di accompagnamento, che in questo caso sono delle pere, abbiamo fatto delle pere cotte nello sciroppo, se io vado a posizionarle sopra, il prodotto avrebbe una vita molto breve perché è molto umido. Cosa succede? Anche in questo caso abbiamo pensato di fare un video in cui andremo a fare la guarnizione del nostro dolce e poi inserirlo con un codice QR, quello che è per andarlo a vedere in internet, per come sarà la guarnizione e come poterlo guarnire a casa. In tutti questi passaggi che noi abbiamo fatto, sappiate che alle spalle c'è tutta quanta la ricerca anche di altre materie, perché questo è un progetto scolastico, per cui il nocino è stato fatto e l'abbiamo fatto, lo faremo nei nostri laboratori di chimica, per cui è un progetto che ha tante altre materie, per cui è
un infuso, e anche questo va ricercato e andrà proprio calibrato. Poi per la durata, per tutti i test della durata, sarà scienza degli alimenti, per cui un'altra materia ancora entrerà a far parte per fare tutti i campioni, per vedere quanto tempo la shelf life del nostro prodotto. Questo per dirvi che un semplice dolce però nella nostra scuola diventa un progetto da più materie. Pensate solamente al fatto di sapere le origini di quello che è la pera, delle noci, per cui c'è anche l'aspetto storico, per cui abbiamo anche l'aspetto della storia di letteratura. Dietro a un dolce c'è tantissimo, si lavora assieme per avere un prodotto piacevole e soprattutto per i ragazzi un motivo di studio.